C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. All'inaugurazione dell'anno giudiziario le stesse cifre, adesso abbiamo un dato statistico che però dice esattamente la stessa cosa che sappiamo, la giustizia veneta è indietro, soprattutto in fatto di personale. Chiama Roma per chiedere qualcosa? Possiamo dire che finalmente possiamo dire di avere ragione. Chiamiamo Roma ma non per dichiarare guerra, ma per fare in modo che poi questo distretto abbia i magistrati e gli amministrativi che si merita. Se non dovessero arrivare, confida che una delle 23 competenze arrivi al Veneto con l'autonomia, quella della giustizia farà lei per tutti quanti? Ma guardi, i padri del federalismo dicono che il federalismo è centripeto e il centralismo è centrifugo, quindi se si vuole che questo paese non si spacchi bisogna dare anche risposte ai territori. E se non arrivassero con questo governo di cui lei per una parte è maggioritario? Beh, direi che solo i pessimisti non fanno fortuna, nel senso che devono arrivare queste risorse. Noi abbiamo un gettito di 150 miliardi di PIL all'anno, per cui a Roma sanno benissimo quanto conta questo territorio. Ma come spiega questo divario tra un Veneto competitivo che brilla per l'export e una giustizia che non sta al passo? Ma la nostra colpa è una sola, essere i primi della classe. Quando tu hai dei primi della classe ti occupi di meno di quelli bravi, ti occupi di più di quelli che non sono bravi e finisce che ti dimentichi poi un territorio unico come questo che ha bisogno di magistrati, ha bisogno di risposte, ha bisogno di autonomia. Questa interlocuzione con Roma riesce a farla ad alto livello, diciamo per dire Salvini piuttosto che il Presidente Conte, per chiedere che il Veneto conti di più e abbia anche tutti i numeri che servono? Sì, però non vediamola come un pianistei o una solita lamentela, vediamola come un dato concreto, con un'elaborazione scientifica dei dati, e quindi verrà coinvolto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro responsabile Bonafede e poi ovviamente tutti i Ministri, ma anche i parlamentari del Veneto e tutte le associazioni di categoria, tutti gli stakeholder del Veneto, visto e considerato che è un problema che viviamo da vicino tutti. Aiuto al Presidente Zaia quando la competenza sulla giustizia è nazionale. Come ho detto prima, noi abbiamo voluto confrontarci prima con le istituzioni locali e abbiamo trovato un importante supporto, e da qui è nata l'idea di rivolgerci ad una società di consulenza statistica che ha professionalità diverse da quelle che possiamo avere noi con i numeri, e sono arrivati poi alle stesse conclusioni. E come ha sottolineato prima il Presidente Zaia, è stato un rischio da parte nostra perché potevamo essere sconfessati nella nostra rilevazione dei numeri, e invece siamo stati pienamente confermati nell'indagine che noi abbiamo fatto con le nostre scarse risorse di un gravissimo sottodimensionamento degli organici del Veneto rispetto a quello delle altre corti del nord, innanzitutto, e rispetto alla media nazionale. Come cambiare questa situazione? Questa situazione purtroppo può essere cambiata soltanto con un supporto esterno. Cioè con l'intervento da parte degli organi centrali, perché noi a livello locale abbiamo attivato tutte le leve organizzative possibili, non c'è più spazio. Anche perché avete già fatto convenzioni per quanto riguarda il personale amministrativo impensabile con i magistrati che non solo prestano giuramento ma sono laureati in giurisprudenza, una materia specifica. Allora, per il personale amministrativo certamente abbiamo fatto delle convenzioni e abbiamo avuto il supporto anche della Regione e anche del Comune di Venezia, e per noi è molto importante avere il supporto di queste persone. Però per quanto concerne il personale amministrativo noi abbiamo bisogno non solo di un supporto, ma abbiamo bisogno di nostro personale in organico formato da noi, e soprattutto personale stabile, perché queste persone che arrivano grazie alle convenzioni, pur essendo utilissimi, però poi rientrano ad un certo punto nell'ufficio di provenienza, quindi c'è un investimento iniziale che va perso. Per i magistrati poi il discorso è tutt'altro, insomma. Appuntamento all'inaugurazione dell'anno giudiziario per chiedere cosa?
Per chiedere di dare una giustizia efficiente. Domanda alla Presidente della Corte d'Appello: perché rivolgersi al Presidente Zaia quando il problema, e lei lo sa meglio di tutti avendo lavorato anche al Ministero della Giustizia, è di competenza nazionale? Non è che ci siamo rivolti al Presidente Zaia, abbiamo condiviso una discussione. E io credo che la giustizia, chiunque riconosca, sia un fattore di interesse sociale complessivo per un territorio. Abbiamo avuto la fortuna di constatare la sensibilità del Presidente della Regione. A questo punto non è stata una richiesta di aiuto o di altro genere di supporto con il Presidente, ma semplicemente è stato un confronto. Questo confronto porta a conclusioni che vedono convergere il punto di vista dei dirigenti degli uffici come valutazione dei bisogni del sistema giustizia su questo territorio con quella che è la valutazione poi esterna, cioè d'insieme, sulle necessità che una società equilibrata manifesta, perché è evidente che se la giustizia civile non funziona i rapporti economici a loro volta ne risentono, è evidente che se non funziona la giustizia penale l'intero assetto complessivo della sicurezza, della convivenza civile di un territorio ne viene negativamente influenzato. Quindi più un problema di qualità e a questo punto di quantità, con un divario enorme tra un Veneto competitivo che in fatto di giustizia è molto arretrato. Direi che il problema in questo momento effettivamente è di impegno perché ci siano le condizioni per una maggiore efficienza del servizio di giustizia. Detto ciò, è chiaro che qualsiasi protagonista, interprete di questo nostro ordinamento è partecipe di un valore che è quello della qualità della risposta di giustizia. Noi essenzialmente miriamo tutti, io credo dal punto di vista dei giudici questo sia comune al punto di vista dei magistrati e del pubblico ministero, ma sia comune agli avvocati. Io credo che quel passo immediatamente successivo a questo sia quello del coinvolgimento dell'avvocatura nella nostra riflessione, che già in realtà in varie occasioni è stata coinvolta, perché appunto il valore della giustizia non è valore di una categoria professionale, è valore di interesse sociale. E in questi termini dunque l'ambizione è quella di uscire dalla condizione di sofferenza nel quotidiano, sul piano dell'efficienza, per passare ad un tentativo di migliorare anche la qualità di questa risposta ai bisogni di giustizia. Posso fare un'ultima domanda? Sembra quasi che i vertici della magistratura veneta stiano tirando la volanta al Presidente Zaia sulla strada dell'autonomia. Ma mi pare questa sia un'interpretazione che lei dà, che io rispetto come tale, ma che è completamente estranea alla prospettiva in cui noi ci collochiamo. Il nostro interesse è esclusivamente sul versante giudiziario. Tutto ciò che avviene all'esterno, che è un dibattito politico, va rispettato in quanto tale, ma ci vede rigorosamente estranei al dibattito politico. Grazie.